Oggi è giorno 12 di questa quarantena. È da ieri che penso. Oggi è venerdì e tocca al secondo turno di tamponi su base volontaria, quindi tocca agli abitanti di Vocentro, me compresa per chi decide di sottoporsi. Alla fine scelgo di andare per tre motivi principali. Il primo, perché voglio bene a me stessa e ci tengo alla mia salute. Il secondo è per tutelare la salute dei miei cari e del prossimo. Il terzo motivo è per aiutare appunto la ricerca dello sviluppo di questo virus a livello nazionale e internazionale. Quindi tra poco vado a farmi il tampone. Chiara Cartolaro, giovane influencer di Voi, tra le prime che venerdì mattina è stata chiamata per effettuare il secondo tampone per il coronavirus. Lei ha detto sì. La ricerca proposta dall'Università di Padova e finanziata dalla Regione propone di realizzare nuovamente tutti i tamponi alla popolazione del piccolo comune dei Colli Ugani, primo focolaio veneto, per capire l'andamento del virus, ma è su base volontaria. Il primo a sottoporsi al tampone è stato il sindaco Giuliano Martini, che ha invitato i suoi concittadini a fare lo stesso. Chiara non ha avuto dubbi e si è presentata e messa in fila per il secondo tampone. Ecco le foto che ha scattato ai volontari e ai cittadini con le tute bianche. Lo screening durerà 3 giorni e servirà all'università per capire come si muove e cambia il virus all'interno di una comunità.